Віва Одеса! Слава Україні! Ci sarebbe da parlare per ore per raccontare quello che è successo, per fare un bilancio di quello che è successo. Solo per aggiungere ai ringraziamenti della donazione che abbiamo appena presentato, volevo dare un dato che dal 2015 a oggi, cioè da quando sono sindaco io, noi abbiamo ricevuto da privati, da persone molto generose, più di 28 milioni, compresa quella donazione di oggi, abbiamo ricevuto come quadri, come diciamo opere, vetri, eccetera, per i musei civici veneziani, più di 28 milioni di euro di controvalore. E voglio ricordare le maggiori, insomma, nel 2019 Giuseppe Scalabrino, con una serie di 40 incisioni che abbiamo dato a Carrezzonico per 421.000 euro. Nel 2019 Venezia Heritage con la collezione Barry Friedman ci hanno donato al Museo del Vetro un controvalore per 600.000 euro. Nel 2020 Bruna Matteotti Moretti e Roberta Rinaldi Moretti ci hanno lasciato 453 oggetti in vetro, 12 quadri, un pannello di catalogo, eccetera, e per un valore di 1.308.000 è stato dato al Museo del Vetro. Nel 2020 Paul Plast, donazione opere su carta arte moderna per 5.312.000 euro che abbiamo dato a Capesaro. Anna Morolin ha dato dei tessuti per 800.000 euro a Palazzo Mocenigo. Salto tutta una serie di altri benemeriti cittadini che ci hanno donato quadri, incisioni e opere di vari titoli che ovviamente hanno arricchito le nostre collezioni pubbliche del comune. Voglio continuare a citare le più importanti. Nel 2020 mi sembra doveroso, perché queste persone è giusto che siano dei benemeriti e vengano riconosciute. Maria Francesca Tiepolo, che ci ha dato un legato testamentario di 6 dipinti e 12 opere per 304.000 euro che sono date al Museo Correr. Ci sto citando le più importanti, ce ne sono tantissime, ma nel 2021 Rosa Tempo ci ha donato 2 moretti, un bassorilievo in marmo, un arazzo per 85.000 euro che è andato a Palazzo Fortunati e a Palazzo Mocenigo. Giuseppe Scalabrino ci ha donato un mobile cassettone di Giuseppe Maggiolini, bellissimo, e 2 acqueforti di Bernardo Bellotto per 270.000 euro, sono andate a Carrezzonico. Artisti vari, diversi nomi, associazioni, e poi appunto l'ultima della Gemma De Angelis e Vedova Testa, queste opere di Armando Testa e altri artisti che sono proprio cose personali sue che andranno a Capesaro. Lo dico per cominciare i ringraziamenti di tanta gente meritevole che aiuta la città. Ovviamente non riesco a ricordare tutte le persone che fanno volontariato, cioè che donano il loro sangue, il loro tempo
per gli altri. E comincerei a sottolineare che questa città è una città che davvero è un onore, è un privilegio amministrare e governare, perché siamo persone libere, siamo persone che discutono. Io voglio cominciare a ringraziare tutti i cittadini, tutte le persone che mi incontrano per strada e che davvero mi riempiono il cuore, perché mi ringraziano, mi incentivano, mi dicono di tener duro, anche dopo quello che mi è successo a marzo, tra l'altro, insomma, tutte cose che ti danno quella forza di continuare. Voglio ringraziare, lo dico davvero senza nessun tipo di retorica, ma essendo a fine anno, il bilancio dal mio punto di vista è davvero, davvero importante, perché togliere così tanto tempo alla famiglia, agli affetti, alle cose che comunque avrei dovuto fare, insomma, se non fossi sindaco farei altro, lo fai soltanto se hai questa grande spinta emotiva e questo ritorno, diversamente probabilmente non avrebbe senso insistere. Per cui credo che l'esempio che stanno dando anche in questo caso gli assessori che avete sentito sono stati nei tempi, che avrebbero voluto parlare molto di più perché sicuramente ci sono tante cose da dire, però penso anche alla passione con cui anche tanti voi giornalisti che conosciamo, quelli che anche non sono oggi in conferenza stampa, ma che insomma onestamente hanno dato ampio spazio a questa città, all'informazione nelle cose belle, quelle negative ovviamente, però credo che ci sia un clima di cordialità ormai che si è instaurato e anche di fiducia reciproca, anche se rispettivamente nei rispettivi ruoli, insomma ci mancherebbe, che credo possa dare l'esempio a quei giovani, a quei bambini per cui io tanto mi applico, cioè a loro che ci ascoltano, magari per tramite forse dei genitori, degli educatori, degli insegnanti, però sarebbe bello che arrivasse questo clima di cose fatte, non di promesse, ma di coerenza, di numeri, di cifre, che poi sono alla fine il riassunto tradotto in chiave numerica di cose, perché sennò gli aggettivi purtroppo tanto, poco, forse, se non si sa, i dubbi lasciano ai giovani l'incertezza e soprattutto il distacco dalla cosa pubblica, che invece è un fattore davvero importante. È importante che i ragazzi riescano a credere in questo. Credano anche che quando facciamo dei provvedimenti, magari che in qualche caso possono sembrare banali, come per esempio il sequestro dei monopattini, ovviamente specifico che questo è fatto per togliere i mezzi per gli spacciatori. Ovviamente non andiamo mai a fermare un ragazzino col suo monopattino, cioè non esiste, cioè ai nostri vigili urbani, alla nostra polizia locale, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ma anche alla stessa polizia locale della città metropolitana. Abbiamo ovviamente, dialoghiamo costantemente perché il buonsenso non venga mai meno. E in effetti noi siamo la città che più ha contrastato fin dall'inizio il bullismo, se vi ricordate, anni che furono. Sembravano cose di poco conto. Il decoro urbano, la sicurezza urbana restano nelle nostre corde, anche se dopo la pandemia, voi siete giornalisti, vedete i dati dell'Istat, per cui sapete le cose, raccontatele come è giusto che sia. Sono scoppiati dei problemi anche nelle sociali importanti legati proprio a una tenuta della testa della gente. Sono aumentati moltissimi ricorsi in psichiatria, abbiamo avuto casi che non sono solo legati alla crisi economica, ma anche probabilmente a dei disagi dovuti da 2 anni di pandemia. Noi siamo appena usciti e ancora siamo con quei capelli molto, molto, molto attenti, no? Le orecchie molto dritte per capire che non debba ricominciare. Perché un ringraziamento va fatto alla Regione Veneto, all'ASL, con cui abbiamo lavorato in 2 anni. Questi 2 anni sono stati anni davvero difficili da dimenticare, perché adesso avete visto i fuochi d'artificio del Redentore, faremo i fuochi d'artificio a Capodanno, abbiamo imparato, noi siamo quelli che hanno fatto uno spettacolo pirotecnico con più di 100.000 persone, prenotato posto per posto, numerico per terra, cioè abbiamo prenotato perfino le barche, abbiamo fatto delle esperienze incredibilmente utili e le abbiamo fatte tutti insieme. Abbiamo conosciuto i commercianti, quelli che silenziosamente creano ricchezza, gli artigiani che ci hanno chiesto aiuto davvero implorando, perché la città, la nostra, soprattutto del turismo, è stata messa in ginocchio. Oggi si fa presto a dire abbiamo un riempimento, sta andando bene le cose, sì, ma sono passati 2 anni in cui la gente ha dovuto davvero pagare dazio.
posti di lavoro persi, persone che hanno perso le aziende, colpi durissimi all'economia, non solo ovviamente la veneziana, ma quella di tutta Italia, per cui è un obbligo, un impegno della pubblica amministrazione, ma non solo del comune, ma della regione, delle regioni, dello Stato, rilanciare il nostro paese. E sembra che ce la stiamo facendo, i dati ci stanno confortando, anche questa bolletta energetica che sta calando. Purtroppo non vediamo i riscontri immediati in bolletta, ma oggi il gas è di nuovo tornato ai minimi storici, per cui si ricomincia a vedere un po' di prospettiva. Purtroppo abbiamo riempito i nostri giacimenti di gas a prezzi esorbitanti, perché probabilmente anche le autorità pubbliche, che hanno poca dimestichezza con le esperienze dei privati, degli imprenditori, hanno comprato il gas senza un limite. Compremo, se no aiuto, cosa succede? E abbiamo gli stoccaggi pieni a gas comprato più di 320 euro. Per cui è evidente che sconteremo ancora a lungo le scelte, cioè non c'è mai il migliore in assoluto, c'è sempre qualcuno di meglio. E il meglio sarà sempre quello che verrà, sempre quello dopo. L'importante è che quello prima non faccia disastri che ci mettono in ginocchio. Io ho seguito, lo voglio dire, da Venezia, la finanziaria, è una finanziaria responsabile. Faccio il plauso al governo, al Presidente del Consiglio, in primis Giorgia Meloni, per la capacità che ha avuto di non ricorrere alla pancia delle tante attese, delle tante richieste, ma ha capito che doveva continuare con una finanziaria molto rigorosa, molto prudente, molto anche attenta a quelle che sono poi le regole comunitarie, proprio perché il PNRR, oltre ai progetti che comuni come il nostro si sono impegnati a sviluppare e ad approvare in tempi in cui in altri posti si sono fatti soltanto discorsi, soltanto polemiche. Noi i progetti li abbiamo approvati, perché i cittadini da Venezia vedranno una grande città, la stanno vedendo, e penso che lascerei a loro il commento, che è, ripeto, nelle loro corde, ma soprattutto quelli dei ragazzi che vedano avanti e capiscano che questo è un luogo dove poter vivere. E, detto questo, un grande ringraziamento ai lavoratori del comune, perché siamo nel comune di Venezia, è giusto dirlo, c'è stata una grande ristrutturazione, una grande pesante ristrutturazione, una grande pesante rivoluzione rispetto alle abitudini di prima, consolidate di prima. Oggi il comune di Venezia ha delle persone che hanno lavorato il venerdì, sabato e domenica, senza chiedere niente a nessuno e senza neanche che io lo sapessi, pur di finire per stare dentro ai tempi dei vari impegni che avevamo, eccetera. Cioè c'è un clima davvero di entusiasmo all'interno della struttura del comune, che evidentemente ha contagiato tutte le altre amministrazioni delle società partecipate. E questo va detto, perché noi ci ricordiamo soltanto dei lavori nuovi, del futuro, di cosa faremo, ma ci dimentichiamo, è una cosa naturale se ci pensate, della gestione quotidiana di una città, di come deve essere gestita. E allora perché bisogna ringraziare i lavoratori di Veritas che tutti i giorni, i sacrosanti giorni, raccolgono le spazzature, suonano i campanelli delle case per raccoglierle, con processi organizzativi diversi da quelli che c'erano prima, che oggettivamente abbiamo portato noi. Però senza la loro collaborazione, con il loro entusiasmo, siamo riusciti e continuiamo a tenere una città, penso, una tra le più pulite del mondo, non dell'Italia, del mondo, perché qui passa il mondo. Per cui vedere le strade, le cali pulite, i ponti dove continuamente cresce l'erba, perché parliamo di strutture storiche, antiche, dove evidentemente negli anni si è stratificato, no? Le crepete, eccetera, dove vedete che tutta quella vegetazione viene tolta a mano. Cioè tutti i cassonetti, purtroppo abbiamo ancora persone maleducate, ci saranno sempre, noi non sconfiggeremo la maleducazione, non sconfiggeremo la disonestà o la delinquenza, sono frasi senza senso, è la storia che lo dice, dobbiamo contenerla e dobbiamo raccontare che ci sono delle persone ignoranti, volgari, maleducate, che lasciano gli abbandoni nei cassonetti invece che portarli ai luoghi di conferimento quando costerebbe niente, soltanto un po' di fatica. Noi dopo qualche ora abbiamo già pulito questo. L'altro giorno, perché io seguo col cellulare continuamente tutte le cose che succedono in città, abbiamo visto un divano abbandonato perfino, cioè che senso ha durante le feste di Natale mollare un divano vicino a un cassonetto? Ecco, ci sarà sempre questo, ma se vedete, andate in giro, non le vedete.
ce l'ho io come risultato, li vede magari il proprietario di casa che abita davanti a quel cassonetto, ma la città oggettivamente è pulita perché queste migliaia di persone, donne, uomini, ragazzi di Veritas continuano a lavorare. E insieme a loro ci sono migliaia di personale della CTV, di EVM, di Vela, che lavora tutti i giorni per organizzare le cose che vedete. C'è un lavoro enorme di programmazione da fare. I privati vanno convinti a investire in questa città. Il Salone Nautico è stato una delle grandi, per il momento come sempre, perché non è mai niente di assoluto, di perpetuo, però sicuramente di scommessa vinta. Ed è un orgoglio per tutti i cittadini. Ci siamo ritrovati lì mestrini, veneziani, persone che vengono da Marghera, da Lido, da Zelarino, a farci gli auguri, a vedere le barche, a sognare insieme, cose che credo facciano onore a questa città, a questa regione e al governo, vedere che riusciamo a competere con nuove attrezzature, nuove sfide verso il futuro. Ecco, non potremo non ringraziare quelle persone, quelle migliaia di persone della CTV che hanno guidato i pullman, gli autobus, i vaporetti anche durante la pandemia. Poi, come sempre, anche lì c'è in corso una profonda ristrutturazione. Dovremo ancora, non abbiamo finito evidentemente, avremo probabilmente commesso molti errori, dovremo rivederli insieme, probabilmente con gli stessi lavoratori, direttamente con i lavoratori. Io mi propongo per il prossimo anno di passare proprio nei vari luoghi di lavoro per parlare con loro, per capire meglio dove abbiamo noi sbagliato, dove ci sono delle cose che non abbiamo capito. Però sicuramente abbiamo fatto grandi investimenti, abbiamo investito su pullman elettrici, abbiamo investito sul Lido, sono soltanto autobus elettrici con le ricariche elettriche. Lì abbiamo avuto le proteste di un movimento ambientalista di retroguardia che non ha nessun significato di fatto di esistere così com'è. Non è il movimento ambientalista del nord Europa che ti propone sfide alternative che realizzi. Per cui l'idrogeno che abbiamo realizzato quest'anno, abbiamo aperto il primo distributore e io continuo a dire che è una cosa importante perché assieme all'ENI, alle grandi imprese, cominceremo a produrlo anche a Porto Marghera. Noi abbiamo investiamo su più di 93 autobus a idrogeno che gireranno per Mestre e per la nostra terraferma. Evidentemente assieme a Eni produrremo l'idrogeno a Porto Marghera. Queste sono sfide che hanno caratura nazionale, perché se qui riusciamo a dimostrare che le cose funzionano, e voglio ringraziare Toyota per averci regalato 2 automobili al comune, dici come fai efficientamento? E facciamo così l'efficientamento, risparmiando, trovando donazioni che diventano ovviamente parte stessa di un progetto di efficientamento, un progetto di rilancio energetico in questo caso. E assieme a Toyota, assieme all'Eni, costruiremo un nuovo mondo operativamente, in mezzo alla gente. Abbiamo cambiato completamente gli appalti, se avete visto negli anni scorsi. Durante il Covid noi abbiamo lavorato per costruire la grande vasca di raccolta delle acque a Mestre, e che oggi consente di avere la parte sud di Mestre completamente al sicuro dalle inondazioni. E adesso abbiamo già finanziato l'altra grande vasca che sarà a Bissuola, che poi tutte acque di prima pioggia, che poi una volta finita l'acqua, che sono quelle acque che creano grandi disagi in altre città, per cui esperienze realizzate che porteremo i ragazzi a vedere. E queste cose vanno assieme ai nuovi capitoli che abbiamo aperto sulle biciclette elettriche, sui monopattini in affitto, tutte situazioni che la gente veramente utilizza, perché abbiamo i dati delle società che sono molto contente di quello che abbiamo fatto. Al Lido abbiamo ricostruito tutto l'ambito al Blue Moon della piscina. Non voglio ricordare ancora il famoso buco del Lido, però non è cose casuali, queste sono memorie che devono restare, perché è da ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, che hanno sorriso con noi, che ci hanno, come posso dire, supportato, e i lavoratori del Casinò, che anche con difficoltà, con discussioni all'inizio, gli scioperi abbiamo avuto contro perché non c'era fiducia, ma come si fa a non dargli ragione di avere poca fiducia per quello che avevano visto in passato? Ma non parlo solo di Venezia, guardate a livello nazionale, cioè ci sono persone che continuano a creare angosce, problemi, paure. Ecco, bisogna avere il coraggio di superarle quelle paure, bisogna avere il coraggio di affrontare delle decisioni, delle scelte. In qualche caso sbagli, se sbagli cambi. Vale per il contributo d'accesso, per esempio. Chi dice che questa sarà la misura finita, sarà così per sempre, sarà perfetta? Non ho mai detto una cosa del genere. Dico soltanto che le istanze che vengono da questa città da più di 40 anni, quando sono piccolo, è che il turismo debba essere in qualche modo controllato, regolamentato, gestito, nell'interesse di tutti quelli che stanno in quel momento lì fruendo della città, mica di altri. Non ci sono interessi occulti che dobbiamo. Gli interessi prima di tutto sono dei residenti,
di quelli che ci lavorano, di quelli che ci vivono, ma dell'interesse del turista stesso che è in quel momento. Se c'è troppo affollamento, risolveremo tutto mettendo il contributo d'accesso? No, non risolveremo tutto, perché dobbiamo fare delle sperimentazioni, l'ho detto, ci vorranno anni per riuscire a tarare l'effetto pratico, ma l'obiettivo non è fare cassa, l'ho già detto perché sono convinto che non faremo cassa, almeno a queste cifre. Poi un domani si vedrà, deciderà la collettività eventuali cambiamenti. Abbiamo accettato questa idea della gratuità, no, dei cittadini veneti, che sono i più vicini alla gestione della città, proprio per cercare di evitare qualsiasi. Poi c'è quello che dice: ma io ho il parente lontano che arriva dall'Australia. Beh, insomma, cioè non è che stiamo proprio pensando dobbiamo andare a sviscerare tutto. Dice: ma io non voglio essere tracciato. Paghi il contributo, non sei tracciato da nessuna parte. Cioè, è quando chiedi l'esenzione eventualmente ed è anche qui abbiamo risposto spesso e più volte al garante: non ci sarà nessuna invasione sulla privacy privata, e soprattutto verrà fatta una cosa davvero molto molto delicata anche nei controlli, nelle cose, proprio perché vogliamo che la cosa parta in maniera socialmente aperta a tutti quanti. Il contributo che avevamo messo sull'aeroporto, c'è una legge dello Stato, noi se non agiamo con la legge dello Stato domani non possiamo insistere come insisteremo che la città ha bisogno di un rifinanziamento della legge speciale, perché ci risponderebbero: voi non avete agito con le norme che avete già oggi in piedi, per cui vuol dire che state raccontando balle. E invece noi diciamo la verità: la città ha bisogno di un rifinanziamento della legge speciale, nel 2024 i fondi saranno finiti, e questo lo diciamo con grande moderazione ma con grande fermezza. Allora dobbiamo assolutamente, ognuno ha il suo dovere, ognuno ha la sua responsabilità. Io non vado a sincerare in casa di altri, perché io anzi conosco e so quanto competitive siano le nostre imprese, quanto difficile sia far quadrare i conti, eccetera. Ma vale anche per la cosa pubblica questa cosa qua. A maggior ragione per la cosa pubblica, dove ognuno si deve prendere la sua responsabilità. E io mi assumo la mia con grande trasparenza, con grande forza, perché credo che l'interesse pubblico sia la cosa più importante in assoluto. Ecco, e quando parliamo di cultura e di arte, spesso si va a fare i grandi discorsi su quello che è, no, la parte filosofica della cultura. Beh, ricordiamoci che nei musei ci sono molte persone che lavorano e ci lavorano, e avere oggi una fondazione musei sana, avere la Biennale sana, avere la Fondazione Fenice sana, il primo teatro per incassi privati d'Italia, perché vuol dire, ecco, il primo dell'anno dobbiamo essere tutti felici che noi più volte negli ultimi 3 anni abbiamo battuto la concorrenza della Filarmonica di Vienna. Cioè, queste sono soddisfazioni che dobbiamo condividere, non a caso lo faccio qui l'ultimo dell'anno con voi, che rappresentate la stampa, che raccontate, che poi parlate, che sapete. Cioè, dovete essere orgogliosi di questo, non è scontato. Deliberato 340 delibere quest'anno. Sono numeri di un lavoro enorme che facciamo, enorme. E chiedo scusa io a tutti quei cittadini, a quelle famiglie che qualche volta mi invitano magari a casa per le cene, magari anche per ringraziarmi, per fare 2 parole, cittadini che magari ci vogliono raccontare, e io non riesco a vedere tutti, alle cene non riesco ad andare perché ho anche una famiglia a casa, per cui chiedo scusa davvero, perché qualcuno ha detto che non sono capace, dice, di divertirmi, no, non sai goderti la tua ricchezza, non è vero. La godo a modo mio. Io in questo momento sono felice di raccontarvi queste cose, perché è il lavoro di tutti noi. Cioè, gli assessori che poi hanno raccontato questo hanno dei team, delle persone che lavorano per loro. Questi filmati che avete visto li abbiamo autoprodotti, non sono soldi che abbiamo speso, l'abbiamo realizzato tutto noi, abbiamo sviluppato nei giovani tantissime persone di qualità. Il signor prefetto, un saluto, perché quest'anno sarà l'ultimo mese, insomma, nei prossimi periodi va in pensione, è appena andata, sta andando in pensione la sovrintendente al patrimonio artistico di Venezia, dottoressa Carpani, prefetto, dottor Zappalorto. A loro faccio i migliori ringraziamenti, i saluti per la loro, insomma, penso che la Carpani va ad un altro incarico, mentre Zappalorto va in pensione, ma insomma, per quanto ci riguarda ci lasceranno, quindi la città si ricorderà del contributo che hanno dato, del rapporto che abbiamo avuto stretto, magari lo racconteremo negli anni che verranno, insomma. Ecco, adesso ci sarà, oltre alla nomina di queste 2 importanti autorità, ci sarà la nomina della presidenza dell'autorità per la laguna,
Ci sono grandi ancora movimenti. Avere un governo di amici, di persone che ascoltano questa città è importante, perché poi assieme arriveremo alla soluzione e magari racconteremo come si tiene una città pulita, come dovremo risolvere il problema di Via Piave e delle vie circostanti, perché il problema della droga non l'abbiamo inventato a Venezia, dopo il Covid è esploso purtroppo un grande consumo di droghe, perché oltre allo spaccio c'è il consumo, e allora al di là di agire sempre comunque con grande fermezza, soprattutto sui luoghi pubblici, perché non è consentito sporcare in questo modo qua, disturbare in questo modo la quiete pubblica e la vita dei cittadini, dei bambini, eccetera. Però oltre a questo non c'è dubbio che dobbiamo interrogarci su che tipo di società stiamo andando. È la società della decrescita felice, dove io posso stare senza lavorare, dove vivo di rendita. È questa la società che vogliamo, è la società del lavoro, la società della fatica, del merito, non del merito contro qualcuno, del merito sportivo, del merito dove io apprezzo quello che sai fare, sono contento, sono felice di riconoscerlo, ho la cultura per capire quanto bravo sei tu, quanto più bravo sei tu. Non la gelosia che di solito fa il pandan con l'ignoranza, non il rancore, ma l'ammirazione per i successi degli altri. E grazie anche a tutti quei cittadini, e qui ho finito, che mi fermano per strada e mi dicono anche, in qualche caso, mi dice: guardi sindaco, non l'ho votata, quest'anno la voterei e comunque sia la ringrazio. Queste sono parole di incoraggiamento veramente grande, per cui anche qui un augurio a tutti di buon anno, grazie per quello che avete fatto, ma soprattutto per quello che potrete fare, perché tutti i numeri che volevo dare non li ho dati, perché sennò sembra di fare tipo l'autocelebrazione. Io penso che sia più importante camminare a luce spenta, i cittadini si accorgeranno e la gente sa di quello che stiamo facendo. Ancora buon anno a tutti quanti.